Una nuova opportunità per i giovani studenti di San Donà di Piave. È stato infatti inaugurato l'indirizzo scolastico agrario all'Istituto Scarpa. A partecipare all'inaugurazione anche il sindaco Zaccariotto. Vediamo il servizio di Giovanna Serena. È stato inaugurato nella città di San Donà di Piave il nuovo indirizzo scolastico agrario con sede presso l'Istituto Tecnico Scarpa, un nuovo indirizzo formativo che darà una maggiore opportunità ai giovani e alla città stessa. Ciò è stato reso possibile grazie all'aiuto dell'associazione Lions. Partecipe dell'incontro è stato lo stesso presidente Livio Trevisol, che ha sottolineato quanto sia importante per la società di oggi ripartire dalle proprie origini, ovvero quelle agricole, per una maggiore consapevolezza della comunità e di noi stessi. Iniziativa che ci ha visto naturalmente entusiasticamente favorevoli, si è realizzata con l'aiuto delle strutture verde pubblico del Comune di San Donà, mediante la messa a dimora di 15 carpini, che sono una specie autoctona particolarmente pregiata, a ricordo dei 15 soci fondatori Lions di San Donà, i quali naturalmente sono il passato importante di questa città e sono in pratica il messaggio di augurio per i ragazzi che stanno frequentando attualmente la prima agrario, che ricevono questo testimone e speriamo naturalmente possano in qualche modo portarlo con onore. Quale importanza ha per i Lions oggi essere qua? Ha un'importanza fondamentale perché noi siamo un'associazione internazionale che si dedica al servizio. Il nostro motto è We Serve. Cosa vuol dire? Noi siamo dei volontari che abbiamo determinati principi, valori che affermiamo, i vecchi valori che vanno purtroppo scomparendo, ma che noi siamo fermamente determinati a mantenerli e pubblicizzarli, perché la qualità della vita dell'uomo possa avere sempre un migliore sviluppo. A presiedere l'evento è stato il sindaco della città e presidente della provincia di Venezia, la dottoressa Francesca Zaccariotto, che ha evidenziato l'importanza dello sviluppo di questo settore scolastico per la città. Essere riusciti a portare un corso specifico in agraria presso l'Istituto Scarpa lo ritengo un grande successo e anche un grande riconoscimento. Per di più in un comune dove l'offerta formativa, scolastica verte su tutti i settori, e quindi devo quasi dire che questo mancava proprio.